Signori e signori, ospiti di Ischia, buonasera. Benvenuti in questa meravigliosa sala conferenze Angelo Rizzoli di Raccamino. In occasione di questa edizione di Ischia Teatro Festival 2011, la filodrammatica Don Bosco è lieta di presentare la commedia comica brillante in 3 atti A ricchezza da povertà di Raffaele Caianello. Beh, adesso daremo inizio allo spettacolo e alla fine presenteremo gli artefici della commedia, che senz'altro applaudiranno voi tutti del pubblico per averci onorati. Augurandovi momenti di allegria e di spensieratezza, buon divertimento e grazie. Ecco qua, e speriamo che stamattina cominciamo buono. Caffè e latte ci sta. E i biscotti pure ci stanno. E mi pare che stamattina ci pigliato tutte cose. No, hai visto? Ma ti scordato il zucchero. Al solito, ci manca sempre qualche cosa. Tatuccio! Tatuccio! Eccomi, donna Chi, eccomi. O zucchariello è pronto. E io mi faccio una zuccatella. Tatu, se tu non ti impari, io ti licenzi. Tu mi hai capito? In questa casa le cose vanno fatte e dette per bene. Tu hai trovato il suo figlio che ti protegge. Perché se fosse stato per me, allora io già ti avessi attorniato i 4 stracciolini e ti avessi fatto la valigia. E questa è perché ci sta cominciando buona giornata, che sia la prima stamattina, ma faremo. A proposito, donna Sofia, dove sta? Veramente, io stamattina l'ho vista parlare con vostra sorella. Oh. Pare che si riunisce stamattina. Sapete, vedo donna Mariuccia. E da quando è morto il marito che non si fa una rinfrescata. E allora, prima di farla, per non avere il morso... E lo serpente. Qua serpente, non è io serpente. Ignorante si dice rimorso, no morso. Vabbè, come dite voi. E allora, per non avere lo scrupolo sulla coscienza, prima di imbrascinarsi con qualcuno che gli piace, vuole chiedere il permesso alla buonanima. Io l'ho sentito quando gliel'ha detto a vostra moglie. E allora ci risiamo. Pure stamattina me ne aggiasci urgentemente, prima di essere coinvolto in un'altra seduta spiritica di mia moglie. Uè, quella si è convinta a tal punto di essere una medium che ha convinto pure tutti i vicini di casa. E così oggi passato guai. E oltre a ritrovarmi una moglie petulante, me la ritrovo pure sensitiva. Che guai, oh! Ma qua, donna Chi, quella donna Sofia si azzecca. Il Fiorello ci azzecca, da tu. Io me ne scendo. Va bene. Vado a comprare il giornale. Se Va donna bene. Sofia mi cerca, dici che torno per mezzogiorno. Va Io bene. ci volevo pure sorma Mariucci. Di come lo provo a che lato? Lo provo o non lo provo? Io comunque ci credo. Anche perché, donna Sofia, quando farò cavici sotto tavolino, me la sembra 10.000 lire, me la... Ecco qua. Questo è Vito. Sicuramente. Andiamo a vedere. Ollo. Cabbo! Ma tu, vuoi vedere se c'è sta Caterina? E tu quando mi dai? Ehi, da tu lo sai che non tengo mezza lira. Però, in compenso ti ho portato un uovo di gallina fresco. Mi hai portato l'uovo di gallina Sì. fresco e mo faccio fittinati ieri. Mo te la chiamo, aspetta un attimo. Signora Caterina, venite. Vi vogliono.
Io faccio la spia, parlate pure. Però rimane io, me lo voglio loro, se no mi ramiro lire. Vito, aspetta, ti faccio entrare. E tu stai d'accordo, papà mi ne lire, non chi. Babbo? Ma voi vedete che guai oggi passando con questi due? Volete fare un presto o no? Vito, entra. I miei non sono in casa, ma mio padre è uscito e mia madre è seduta sopra la zia Mariuccia. Caterina, io ogni volta che ti vedo mi sembri sempre più bella. Io non vedo l'ora che ci sposato. Così potrò essere sempre vicino a te, attaccato come un francobollo sulla busta. Caterina. Sì, pronto per essere mandati all'ospedale se vedremo una pilla. Morita va! Dai tu la spia la devi fare fuori e non dentro. Hai capito? Ma dove vieni là? Mamma mia, guarda lì. Io non ce la faccio più, a rischio di essere ciaccato da no pane, Caterina, se ci faccio insieme. Caterina, facciamo qualche cosa, perché io non ne posso più, perché io voglio vivere, ma voglio vivere, non morire di speranza, Anche io Caterina. vorrei vivere con te, in un posto isolato, solo io e te. Vedrai, noi realizzeremo il nostro sogno, perché io ti voglio bene e ci sposeremo molto ma molto presto. Sì, ma dove andremo dopo sposati? Di che vivremo? E andremo a Napoli, a Firenze, a Torino. Comunque andremo in una grande città dove possiamo fare tutto quello che vogliamo. Cioè apriremo un negozio, un piccolo negozio e magari apriremo una pizzeria e la chiameremo Pizza Caterina. Anzi no. No, non mi va Caterina, che poi tutti i clienti ti chiamano per nome. Ah sì, la possiamo chiamare Vito e Pizza. E poi dopo penseranno che sono io una pizza, Caterina. Sì. Un'idea, chiamiamola Mondo Pizza, così verranno i clienti da tutto il mondo. Brava, e vedrai che sarà sempre molto affollata. Tu starai alla cassa e io prenderò le ordinazioni e servirò ai tavoli. Sì, ma dove prenderemo i soldi per coprire le spese? Caterina, non preoccuparti per questo, ci aiuteranno i miei e poi ci bastano 2 curi e una capanna per essere sempre felici. Io con te sarei felice pure senza una lira. Quando sono vicino a te sento il calore che mi prende, come se mi stesse incendiando il sangue nelle vene. A me succede la stessa cosa, Caterina. E ma ci tu una fiamma tutto il giorno, poi Vito, la padrona sta salendo le scale, dice, mamma, cagnai! Ma ti succede una tragedia, ma che fai di là? A te! Caterina, a presto! Io già passato guai con chi si dico qui giorno. E billo poi, come ha poscionato 10.000 lì. Grazie Mario, mica te comanda. Oggi sento che è proprio il giorno adatto. Sofì, ma tu poi mi fai parlare con Ferdinando mio? Mario, ma tu sei scemo. Il giorno agito che non si foto. Bullano è morto, ci posso parlare solamente. Sei una medium tu. No. E allora? Va buono, Sofì. Però ci ha dimandato tutto quello che ti dico io. E vabbè, me l'hai già detto. Tu lo guardi manna si può te? Sofì, tu lo di cose però. Tu sai che chi lì, con Ferdinando la buonanima, sono 7 anni, Sofì, che non ci parlo, 7! Da quando quello il Signore se lo chiamò. E allora, hai capito? E allora, ma con volesse sapere tutto che le fa fatto da 7 anni. Sì, Sofì. Mario, sì, la siendo ci riuscimmo a parlare noi, perché i spiriti si intrattengono poco, quindi addimandandoci sulle cose necessarie. Va buono, Sofì. Allora, addimandaci come sta. E poi, Sofì, addimandaci chi l'ha fatto. E speriamo che capisci, Sofì. Issa è morta, ma io sono viva, viva! E dopo 7 anni, Sofì, 7! Non ce la faccio più! Mangia sfugà! Mangia sfugà! Mangia sfugà! Calma, che statene poco aspettare. Stiamo poco a preparare. Va. Tatuccio! Eccomi, donna Sofia, comandante. Tatuccio, offri qualcosa da bere alla signorina Mariuccia e preparo Paolino. Stamattina ci riuniamo. Va bene, va bene. A proposito, donna, chi la sta? Veramente, appena sentito puzza di seduta, se n'è andato. Ce l'hai detto tu? Io, papà, dai, faccio sti cose, donna Sofia. Vabbè, allora poi ricercatiamo a Mazzi Ernesto. Ma chi? Quello è sordo. Ma io così che non sapete niente. Allora può permettere, Vabbè. ma come che prepariamo, venga. Va. Signora, cosa preferite? Un caffè? Un bel bicchiere di limoncello? Facite buia. Faccio io, va bene. Ah.
beata a voi che siete giovane. Non è vero? E papà, il signore che ha appena 30 anni. Ecco peccato che non tenete con cannecchio. Sì. Simpatico. Mamma mia, come sta bucata che stai? Subito vengo, un momento. Fui, ha capito, fui. Ah, io che freschezza, non mi sento sta mattina. Erne, si non piaciuto. Donne, a me. Non si può esprimere un desiderio che subito. Donna Maria, ma da dove siete usciti? Veramente, quando voi siete entrato, io già ero all'interno. Stavate all'inferno. No, voglio dire che quando voi siete entrato, io ero già qua, ero lì, seduta sul divano e voi non mi avete visto. È vero, mia cara, però vi stavo pensando. E quando vi penso, non vedo, sogno. Com'è bello sognare. Ditevi, siete venuti finalmente per me. Solo per me? Veramente, sono venuta per un consulto, Don Ernè, una seduta spiritica. Don Ernè, e se tutto va bene, se finalmente ottengo il permesso, allora vi permetterò di baciare. Sì, perché voi mi volete Oh, baciare. basta! Voi mi desiderate. Sai! Voi mi volete. Mamma mia! Io me ne sono accorta, Don Ernè, Florino, sono ma per accorto. rispetto della buonanima non vi ho dato ancora il permesso. Ma se tutto va bene, se finalmente ottengo il permesso, Don Ernè, allora... Allora non ci capite proprio niente. E parlate più forte. E non può farci troppo sotto a me, se no io perdo il controllo e divento ardito. È pericoloso. Don Ernè, anche io pericolosa, sì. Ecco qua, un bel bicchiere di limoncello per la signora. Cosa sculare, ma proprio noi padre. Ma fare limoncello e limoncello. Cosa che voglio? A fare pochi caffè, cammino, cosa stai a fare? Cammino. E che se ne faccio? Una bottiglia non posso mettere. Ah, salute. Donna Maliccia, il mio è un tormento. Starvi vicino e non potervi avere. Datemi a me un bacio, soltanto un bacio, per sentirmi in paradiso. Don Ernè, voi mi fate impazzire. Pure voi mi fate... Scusate, il caffè come lo volete, dolce o amaro? Pozzetto lo sangue, ma tu stai sempre a questa tomba di scatole cristiane. Ah, amaro con mio figlio che non te vede. Cammina. Don Ernè, forse è meglio così. Forse è meglio che non è successo niente. Voi fatemi parlare prima con la buonanima, Don Ernè. E poi sarò vostro, Don Ernè. Ho 7 anni di arretrati da recuperare. 7! La so venuta prima dei panza, la so venuta. Ecco qua, ho fatto un po' di camomilla per la signora. Serve per stare calma durante la seduta. Oh, eccoci tutti pronti. Ma Prima cominciamo. Sì. Mettiamoci seduti a quel tavolo e mi raccomando, silenzio. Tatuccio, a panne e finestre, a sette cucurutu. Gierne, voi venite qua vicino a me e non fiatate. Niente patate, l'ultima volta mi sono rimasto in coppa alla panza, sto patate. Qua patato, sì, facciamo la seduta. Ah, quella seduta. E allora io me ne vado. No, Don Ernè, assaltatela. Facetela per me. E poi Don Ernè è una cosa che interessa pure a voi. Don Ernè, facitela pure per me. Tatuccio, spegni la luce. Gierne, aspettatevi, o se no il cerchio non si chiude. E poi... Ma per l'ultima volta, un generale non può perdere tempo in queste cose. Va bene, assietta. Va bene. Adesso poggiate tutte le vostre mani sul tavolo e unitele, pollice e mignolo, così. Non parlate, non vi muovete e concentratevi sulle mie parole. Mamma mia. anime del purgatorio, dell'inferno e del paradiso. Rivelatevi!
Anima di Ferdinando Capece, fatti sentire, rivelati. Sì, vedo una moltitudine di anime. Sono al buio. Avanzano. Sento un grido d'aiuto. Che paura, mamma mia! Scusate tanto, si sono trovato in da casa vostra, ma quando un uomo mi correva appresso, l'ho bruciato rindovica, che per forza mi voleva afferrare. Io me ne sono scappato, ma che lo pure coltello a mano mi voleva appresso. E io mi sono messa paura, la prima porta che ho trovato aperta, scusate, mi sono infilata e perciò sto qua. Ma poi che so? Questo mi pare che è scomparso come un fantasma! Ma va bene, fantasma! Pigliate per pochi capomini. Sento no. Pigliate la fetta e dici ti sto caponendo. Com'era? Ah, era alto, una faccia grossa e un naso d'oro. Ma mi guardare pure! Ma era zuppa la coscia! Sì, era zuppa la coscia! E direte capello russi a pizzetto! Sì, capito? Ma chi è Ferdinando mio, Sofì! Tu l'hai chiamato qua con l'anima e quello si è presentato anima e corpo! Non ci trovo lei la missione, ma non trova paura! Paura? Un soldato non ha mai paura. Semmai, batti di tirata. Avanti, Ma vai! te che sa la prima cosa che fa quando succede qualcosa? Mariù, per oggi basta. Le spiriti stanno guidate. Meglio che può, nato io. È vero. Ma buono Sofì, facciamo come dici tu. Però quello che non ho capito io è perché Ferdinando mio voleva sfugare questa purella. Signora, Non ho ci capito io. Non poteva venire da me. Certamente Sofì, io non avrei opposto neanche resistenza. E l'ho capito io. Capito? Fammi sentire. Secondo voi, no? Avete visto la signorina? Qua? Oggi vista. E secondo voi abbonare per marito vostro? Un'occasione ne tiene, non si fa sto spizzico come la pata. Ma me Ferdinando mio mi voleva bene. Prima di morire. Ma poi sì, le cose appunto. cambiano. Mariù, non ti incaricare. Prima o poi con Ferdinando pure ci parleremo. Sofia. Quanto a voi, cara Sì, signorina, sì, ditemi, non vi signora. preoccupate che ora Tatuccio vi accompagnerà fino alla fine del Ma viaggio. certo. Signore, grazie a te assai e scusate di nuovo, perdonatemi. Andiamo, signora, andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Approfitto e me ne vado pure io, ci vediamo dopo. Ciao. Mamma parli. E che paura. E meno male che Achille non ci stava. Addirittura Mario ci si è creduto che era un barzellano numero umano. E va proprio chiaro che lui spara strano. Mamma mia. Oggi parola calma. Sofì, ma tu la senti che c'è stato? Sì, se continua così ci conviene anticipare le ferie per il 15 del mese. Ma dove sei stato? Sono sceso a comprare il giornale. Le solite notizie che ho. Però è sempre meglio a sta giornata. Non è chi è arrivata la posta? Ve la porto nello studio o ve la appoggio sul tavolo? No, da me ci può stare qualche richiesta importante. Va bene. E parlo con il tavolo là. Donna Sofì, io vado in giardino. Sì. Se mi volete mi chiamate. Sì. Va bene? Anticipare le ferie per me è impossibile. Se vuoi partire tu con Caterina, le partite, vuol dire che io vi raggiungo alla fine del mese. Ho degli affari importanti da spiegare qua. Ho comprato tutte le mele della zona ancora sulle piante e se riesco ad entrare nel mercato dell'est, Sofì, farò un affarone. Caterina pure bene sempre che fa. Non trova mai o tempo e fa niente. E poi si deve preparare pure l'esame di monotonia. E Sofì, quello glielo puoi preparare benissimamente tu. Più monotona di te non ci sta nessuno. Sofì, si dice anatomia, no monotonia. E vabbè, come dici tu. Poi il mese prossimo deve mantenere pure l'esame del pianoforte nel conservatorio. Sa da sta parte. A
proposito, hai telefonato alla ditta per il piano nuovo? Sì, arriverà in settimana. Ah, io avessi pensato, tu dici, se io mettessi vicino a questa parete qua, o pensi che stessi meglio vicino a questa da parete? Sofì, ma mettola a dove pare. Ma ti prego, fammi portare una bella bevanda fresca. Magari una premuta di limone, che chissà ne sono belle e succose. Te la vado a preparare io stessa e con l'acqua frizzando. Viene ancora più buona. Sofì! Che? Che succede? Aspetta, Che siete va? nostra figlia, capisci? Nostra figlia da molti mesi si vede con il figlio di un bufalaio, lo stalliere del signor Caciottolo. Lui disperate che non tiene manco l'occhio per chiagnere. Ma sei sicuro? Ma chi te l'ha detto? Chi me l'ha detto? Te, Pieggia, un baron. Egregio signor Trotta, le faccio sapere che sua figlia Caterina si incontra spesso con il giovane Vito, lo stalliere del signor Caciottola. Spero che questa mia lettera le possa essere di aiuto. La saluto. Che vergogna. Però mo, pensandoci buono, qualche sospetto mi era venuto. Già avuto vivo? Caterina hanno poche tempo, perché tiene un comportamento strano. Però io non ti agito mai niente, per non ti fa preoccupare. Qua bisogna impedirglielo a tutti i costi. A me non va proprio giù che si vede con quello straccione. Hai ragione, Caterina non si deve più avvicinare a Killo giovane. Uè, sono sicuro, che Kill ha durato caso in doverdutto e si è mettuto a farci la corte solo perché lui si marita. Te l'ho detto, qua bisogna impedirglielo a tutti i costi. Ma come facciamo che le Caterina è pure maggiorenne? Senti, Sofì, a me non mi interessa niente se Caterina è maggiorenne o no. È mia figlia e tengo tutto il dovere di aiutarla. E non ti preoccupare, che se la bambina non ti sta a sentire a te, ma sta a sentire a me, con le buone o con le cattive. Ma chi? Per l'amor di Dio, non fa sciocchezze, state attenta a quello che fai. Senti, io non voglio rovinarmi la reputazione. Io l'ho dato il meglio di tutto. L'ho dato i migliori maestri, i migliori divertimenti, i migliori vestiti. D'altra parte, la nostra condizione economica ci permette queste date. E mo che fa? Perde la testa per un mandriano qualsiasi. Ma non sa la signorina che cosa può aspettarsi da quel mandriano? No. Solo questo, Sofì, io. Ma che può fare? Poi se sto bastone non fa sciocchezze pure. Un bastone? La pusa. E chi se mi serve per puntellare la porta del garage, Sofì? Siano dati il cielo che darate le poche in buon senso. Comunque dobbiamo impedirgli di fare questa sciocchezza, Le potremmo parlare, farle capire a che cosa va incontro. Uno commesso, che non le è mai mancato niente, che è abituato a avere tutto quello che voleva. No, non riuscirà a sopportare una vita di sacrifici. A quella testa dura di tua figlia ci vorrebbe un martello pneumatico per piantargli nella zucca queste cose elementari che qualunque persona con un minimo cervello capirebbe. Ma tua figlia no. Tua figlia è innamorata, accecata, ha un sentimento che si chiama amore. Un sentimento che ti avvolge il cervello, che ti rende scena e che ti fa sembrare tutto bello e tutto possibile. Sofì, se dice buona, la femmina per l'uomo diventa pazza. E l'uomo per la femmina diventa festa. A chi viene qua? Ma me lo ricordo pure io. Anche tu quando eri giovane e mi veniva appressa, ma riconosciamo nuda. Facevo tutto quello che ti dicevi. Ti ricorda? Come ero innamorata. E come eri cecata. Tanto non capivo niente, ma adesso sì. E uno dopo tanto tempo le bende dagli occhi se le toglie, no? Volessi ricercare, ma non mi può bene più. No, non è questo, Sofì. E ti voglio dire solo che uno dopo tanto tempo le cose le valuta diversamente. Vieni qua. È vero. Noi ci siamo scusati perché innamorati, ma anche perché avevamo già una solida base economica, la quale ci ha permesso di vivere una vita agiata e senza sconti. Ognuno ha rispettato i difetti dell'altro. Tu con la tua fissazione di credere una medium e io con la mia fissazione per i cavalli. E quindi, non dovendo fare alcun sacrificio, Sofì, sono passati 20 anni
senza che tra di noi ci fosse il minimo screzio. Ma nostra figlia no. Nostra figlia non ha fatto la scelta giusta. È per questo che noi non dobbiamo permetterle di sbagliare, Come parla bella chi? A così mi piace. Ma che potremmo fare? Si capo di me che non la facciamo scegliere. No, questo non servirebbe a niente. Penso sia meglio parlare con i genitori di quel pizzo, di quel balordo. Io sono dei poveracci, dei semplicioni. E con una piccola mancia, Sofì, sicuramente riusciremo a comprare la loro collaborazione. Tu, nel frattempo, cerca la convince pure tu. Hai ragione, Caterina, però non devi sapere niente di questo fidanzamento, sennò che più si incaponisce. Faccio una cosa, vado a telefonare dallo studio il signor Caciotto e gli chiedo se può mandare subito qua i suoi calzoni. Il lodge è sabato e a quest'ora saranno anche liberi. E la vedremo che la spunterà, Sofì. Tu intanto convinci a mia sorella Mariuccia a accompagnare Caterina dalla sarta. A così saremo soli quando arriveranno quei cafoni, Aghi, però mi raccomando, fai le cose con calma e cerchiamo di non far trapelare niente di questo fidanzamento. Tu la conosci a tua sorella Mariuccia, è così suscettibile che sarebbe capace di far succedere il 48. Ne parlammo poi di zio Ernesto, quindi combiniamo prima tutte le cose e poi ci diciamo come sono andate. Lo so, il conosco buono a chi le rughi. Sarebbero capaci, come si dice, di ci mettere a cavallo a un porco. Soprattutto tuo zio. Mio zio, vuoi dire tuo zio? Beh, io dopo 20 anni non ci capite chi ancora chi è zio. È naturale, perché è l'unico parente che ci abbiamo in comune. Ma ti assicuro che è più zio a te. Sofì, io intanto vado a telefonare al signor Caciottolo per organizzare questo incontro fatale, Io telefono a Mariuccia. Mariuccia, sono Sofia. Shin, fa un presto che accompagna Caterina da Sarta. Fai presto. Guardate qua, io pure zelo, ora sporchiamo a vincere. Ah, sei tornato? Sì. Tutto sto tempo per accompagnare la signorina fino alla fine Rovic? Signor, voi mi avete fatto accompagnare la signorina fino in fondo al vico. Sapete chi stava aspettando la signorina là basso? No. Il fratello. Mamma mia che pezzo è giovane, signor, che pezzo è giovane, mamma mia. Mi sono preso anche l'appuntamento. Ma tu fosse scevenuta? Io? E pure la pelle è buona. Va, vedi che le piace fa. E pulizia è buona sta stanza. Va Le bene. piace pure giovinotto. Squadra, attenti! Oggi top le occupate che si fa un'inago per manare questo. Ma che cosa fa? Ordine e disciplina, un militare va a defecare prima tutte le mattine. Riposo! Scusate, me ne posso ir? Io da stamattina non ho ancora defecato. Silenzio! Fai il tuo dovere! Pulisci! È già stato tutto pulito. Ma quando porti la giarisce perché non devi entrare all'improvviso? Come? Chi hanno ucciso? Se non si può parlare con te, ci volesse un altoparlante. Il figlio del comandante. Ma no, mica era così un bravo giovane. Ma quale comandante? Ozzi, quale comandante? Il padre del morto. Perché mamma mia, c'è stato pure un uomo. Certo, E a te chi te l'hai? me l'hai detto tu che morti il figlio del comandante. Sì, ma tu a chi lo facci specie? Specialmente mo in questo momento, con tutti i problemi che abbiamo. Uè, sai che può fare? Vatti a fare una bella passeggiata e torna per l'ora della finestra. Va. Un generale non entra mai dalla finestra, ma dalla porta principale, dopo che è stato abbattuto dalla truppa. Sì, poi generale, mo. Che ogni giorno mandiamo i grado. Fino a ieri era un semplice maresciallo. E beh, maresciallo capo. Il maresciallo capo non è forse il capo di tutti i marescialli? Se no, che capo sarebbe? È una capire. Ma tu non puoi capire queste cose. Tu sei solo un aggregato alla truppa. Ha ragione. Ozzi, è meglio che esci, vatti a fare una bella passeggiata. Va. E vai, va. No, non la davo. È scomparso il bastone. Mamma mia. Siamo subito la truppa, io al rapporto qui la voglio schiarata entro 3 minuti. Quale truppa è tutto? Il bastone è servito a mio marito.
Come? Al tuo prurito. E tu c'hai il prurito e ti devi grattare con il mio bastone. Ogni cosa a suo posto. In questa casa ci vuole ordine e disciplina. E gli ordini non si discutono. E tu, tira fuori il bastone. Io, signor generale, innanzitutto mi vicino un bastone. Tira fuori il bastone. E non si può, con tanto bastone mi dava lo suono. Ti ho detto che l'ha preso tuo nipote. Ah, hai visto che te prore e ne hai approfittato, La figlia d'Achille. E cosa ne ha fatto del mio bastone? E io non lo so, domandacelo a lui. Squadra attenti! Dietro fru! Avanti marcia! Lo riferirò alla corte marziale per appropriazione indebiti di arma da guerra. Sofia, scusi, mamma mia. No. Tu sai, si noi a perso, te la raccomando. Metti domande, nello. Dietro fru! Avanti marcia! E vai. Sei giù. Sia lodato il cielo. Uè, chi sto questi vecchi sordi catene. Ogni giorno mi fa venire una cosa buona. A voi, signore, chi ne me lo fai io manicomio, me lo fai io. Poi col fatto che si sente graduato, mi fa fare attendere tutte le giorni, mi fa fare. E non vi dico poi, quando vedo la signora Mariuzza, mi pare una macchinetta in ebollizione, mi pare. Vabbè, da tu, non drammatizzare. No. E stiamo buonasera. Io adesso salgo sopra perché ho da sistemare alcune cose. Va bene. Tu nel frattempo pulizzi buona sta stanza, falla splendere perché aspetta gente e le voglio far vedere qual è la differenza tra la casa dei cafuna e la casa dei signore. E se nel frattempo avessero arrivato, tu falla aspettare qua, io faccio subito. Non vi preoccupate, mo Becchi. Ma raccomando, Va faccio tutta la pulitura, va non mi fa brutta figura. Lo stai pulito. O se no la Fino all'ultima mattura lì, non spigulito. Ecco, chiamo a pulire. Chiama a Becchi, Prego. Tatu, Dite. donna Sofia dove sta? Ha portato il struffolo, Tatu? So chi ne miela. Ha già capito tutte cose, ha già capito. Vuoi vedere che donna Achille si riferiva proprio a lei per il fidanzamento? Un momento. Donna Mariù, Dimmi. ma non sai come lo vedi stamattina? Tutta contenta, tutta preparata. Parete una pizzetta femmina, parete. Tatu, io devo accompagnare a Caterina dalla Salta. Ah, sì, che è stata fatta. Ciao zia! Bella zia, vieni qua, Oh, vieni. bello. Io sono pronta, vogliamo andare? Andiamocene. Tatu, di a donna Sofia dei struffoli, mi raccomando. Non vi preoccupate, me lo vedo io, me lo vedo. Bravo. Sì, le struffola. Ha già capito? Donna Achille avrà ricevuto sicuramente una proposta di matrimonio per la signora Mariuccia. E oggi stesso si riuniscono per combinare tutte cose. Ma io devo portare il rapporto generale, così mi pagherà profumatamente, mi pagherà. Nata volta. Stamattina mi pare via Roma da sta casa. Prego. Allora sono asciutti che si chiamano. Buongiorno alla signoria. Buongiorno. Ma che sono trasferiti da un museo, sti tu? A corto divano. A chi volete? Veramente si sta chiamando a una Achille. O vado questa casa. E non sei manco perché, vuoi sapere? No, io non faccio niente. Non faccio niente. Un momento solo. Io ve lo vado a chiamare. Accomodatevi. Ho detto lo vado a chiamare, accomodatevi. Ma come e io non vengo seccia. Aspettate, ve lo lungo poi. Ah, già. Cugino, ma che sto portando? Sì, e ci stanno anche le poche polvere. Tu pizzi qua di cioccole ce ne stanno? E come no? Sta ricchezza, pure un mangiare, e lo sto mangiando, sta pure il zoccolo. Mamma mia. E a dove sono nascondere? Perché rimangono per tutto. Cugino, ma che ne so furbo? Che vengono a mangiare, e a noi vengono a dormire e a figliare. Hai ragione, Gennà, sai che pensi? Che qui se ci sono saranno diverse dalle nostre.
sanno più signore, più lucente, più sciupatella, ma pure un poco deboluccia. Ehi, sarà, ma sempre zoccolo sono. Gennà, io mi sento un poco nervosa. Non riesco a immaginare che sti signori, che poi voleva poveracci come noi. E che poi non vuole cugiano, solo lavoro e sottomissione. Ma forse ci vuole fare la loro azienda. Ma basta che ci pagano bene. Aspettiamo e vediamo. Aspettiamo. Ok, andiamo lì. Un momento solo, i signori arrivano subito. Scusate, Giorino, io mi dite. ma ci deve servizare perché anni da sta casa? Io da quando avevo 3 anni, ero piccolina così. 3 anni? E che servizio facevate a 3 anni? Tutto, signora. Quella è la buonanima di mia mamma. Mi buttava sempre a piessa essa. La cosa faceva storto, la faceva ritta e mangiassi un pane per la vecchiaia. E dicitemi una cosa, mio padrone questo come so, buone padrone sono incassato. Per dei soldi a palate, te. Che bella cosa. Figuratevi, giocano perfino nella borsa. Sono brava gente, sì, non c'è dubbio, brava gente. Però sono poco tirata. Ah, anche non c'ho Uè, zitto, stanno venendo, zitto. E alziamo, cerchiamo. Buongiorno, signorina. Signor, appena ce l'hanno detto, siamo subito con lui. Ma come mai ci avete fatto entrare in questa bella casa? Ma accomodatevi. Buonanotte. Accomodatevi. Ma mo' pechino, faccio vedere come si fa. Assaltato! Assaltatelo pure qui. Sulla così capiscono. È una lingua tutta loro. Traduccio, vedi Dite. se i signori gradiscono qualcosa da bere, vedi se vogliono una premuta di limone. Congettini, ho sentito bene. Ci ha chiamato signori. Ma io vi ringrazio. Io non posso corporalmente. Figuriamoci si mette a poi una sprute di mucche. E poi io e mia moglie ci siamo bevuti un quarto di olio di ricci Ma bella. e c'è poi il destino. Cosa? Un quarto di olio di ricci. E il destino è via. E stanno contraendo e stanno sotto la roba, mamma. E vabbè, ma accettate almeno qualche cosa. Chi non accetta non merita. Chi accetta tutto cosa? Panni che non mi tiri più, vestiti strappati, scarpe consumate, pusi soccazzuno con buca culo, vanno buono stesso. Noi siamo per campagna, facciamo lavoro pesante e a roba si consuma. Ma chi si sono venuti dopo il cane americano? E va bene, appena avrò il tempo di rovistare negli armadi, vi metterò da parte tutti gli abiti demodè. Signor, se mettete mote, vanno pure chi le Oh, mamma. Tutto il vengono tutti. Dunque, dicevate, vi piace questa casa, eh? Bella storia, bella. È proprio di una casa di signori come voi. Appunto. E sapesse che cosa ci vuole per tenerla pulita? Due, così E c'è con due. lui. I servienti non bastano. Certo, Dai tu te lo vuoti? Va bene, me ne vado. certo chi è abituato a vivere in questo lusso difficilmente riuscirebbe a vivere in una casa di campagna. Così come un campagnuolo difficilmente riuscirebbe a vivere in una casa come questa. Però si facesse un terno un bancolotto, adesso avrei cominciato a leggere subito. Genà, voi come la pensate? Ma io penso che non deve gli per la testa. State contenti che te. Perché sta contento che non sta per svegliare la legge. Bravo, voi sì che ragionate. E ditemi, avete prole? Prole. Pungete le mie prole. Gennaro non lo sa, ma che sono caciottelle? Scusatemi signora, volevo dire, avete figli? Ah, sì, certamente, ora capisco. Abbiamo un prolo e una prola. Non maschi la figlia. Ah, io proprio di vostro figlio che vi volevo parlare. Gesù che ha fatto? Che è successo? E adesso niente, ma potrebbe mettersi in una situazione incresciosa se non lascia stare nostra figlia. Ma la mancata forza di rispetto. No, però le fa la corte.
E questo sì che è grave, Gesù, stai scoppiando ancora un bietto. Chissà che credevo che avesse fatto. Quelli sono giovani. Io ho sapito come vanno certe cose. Così non va niente, signore. E non vorrei essere costretto a fargli una diffida. Ma questa sfida che lo volete mannare è roba che si può mettere in cuore. Mannaggia. Dottor, voi sapete, noi abbiamo bisogno di tutto. Sì, e se la potrebbe tenere addosso pure tutta la vita. E voi pensate che una vostra diffida può cercare alcuni sentimenti e ripetirne altri? Mi sembra sempre la nostra figlia che conosce sentimenti buoni. E mo che sentivo bene, a una fanciulla di rango superiore. Ah, non mi considero colpevole di qualche cosa. O ci sta una legge che viene da madre. La legge proprio come legge non c'è. Ma ci sta una legge di natura che si chiama usucapione. Per cui ognuno deve unirsi al proprio pari. Ma quello capicchione, Mannaggia. figlia nostra, è sic, che te ne faccella tu non l'eri. E è così bella, mamma sola. Signore, immaginatevi un cavallo, un animale bello, superbo, nobile, che si accoppi con una scrofa. Come te stai? Non sia mai che succede una cosa del genere. Sono d'accordo con voi, ma figlia non ha bisogno di una chic, una femmina viziata, che ha avuto tempo a denaro, a truccarsi, a imbalsamarsi, a pittarsi le unghie. Ma ha bisogno di una femmina che ha una casa pulita, che fa due volte con la coppa alla tavola e le cresce le figlie. Io ce lo dico sempre, dietro a una donna sistemata e giudiziosa, non come le signore che sono tutte ciucciuette. Signora, ma che volete dire? I buoni e i cattivi stanno da tutte le parti. Sì, ma i signori non hanno quasi mai niente da fare. Tengono una camarera. Mentre uno come a me, che la mattina e sera tiene una stanchezza in le gambe e dall'occhio, difficilmente può fare chiacchiere. Bravi, siete persone ragionevoli. Adesso sembra che ragioniamo uguale. Anzi, visto che ragioniamo uguale, mi farete un piacere. Vieterete a vostro figlio di incontrare nostra figlia. Non deve guardarla nemmeno da lontano. Anzi, se la vede, deve cambiare direzione. E io, in segno di riconoscenza, vi offro uno check. Io vi ringrazio, che non posso dire niente, che non paga colpa. Gesù. Ma se è roba usata, datela a me. Scarpe consumate, vestiti vecchi, mutande smullati, in campagna sono sempre utili. Ma no, mio marito intende darvi una mazzetta, un po' di soldi, per ricordarvi dell'impegno preso. Ecco qua, un bel milioncino, Gesù, a così si chiama i soldi di ricco. Gennaro, io so che ti fai colpa. No, non lo piace, non lo voglio. Piglialo. Non lo voglio. Ma forse 1 milione è poco. Facciamo 3, dai. Anzi no, facciamo 5. Eccolo qua, 5 milioni, ecco qua. Pure tu. 5 milioni. Gennaro, a chiappa, questi soldi voglio pure 3-4 volte io non colpa. Di tu voglio i colpi, ma non lo voglio. E allora facciamo una cosa. Vi do uno check, un bel assegno, da 10 milioni. Ecco qua. 10 milioni. Diciamo, mi refusano pochi di più, però. Può essere che se ne vanno per sempre. Gesù, e come ci portiamo questi soldi? Noi siamo a piedi. Donna chi? Ditemi, Quando tu la paglia e vogliono susciare. Io non posso decidere per figlio. Noi siamo poveracci, povera gente. Non siamo abituati per i nostri sentimenti. Perciò ditemi il vostro scelto, ma lasciateci la nostra dignità. E si fa senso che la nostra figlia, a guardate vostra figlia, mettete sotto chiave lei e scusate di stupido. A chi te pausa?
sposarsi con noi. A chi? Solo a pensarci mi viene la pelle d'oca. Poi sono dei biforti ignoranti e pure presuntuosi. Quelli non c'hanno di che sfamarsi e si permettono pure di rifiutare dei soldi. Aki, guarda che io non voglio assolutamente che si faccia questo matrimonio. Piuttosto l'ammazzo, ma addosso! Addosso! Mamma ti mangia un mozzo! Ma perché? Ma perché? Ma che gente! Non sapeva neanche parlare. Uno pensa di andare solo nel cesso. Quell'altra, dati a me. Ci vogliono spogliare. Ma io l'ammazzo, la ucciderò con le mie mani, le strapperò tutti i capelli dai testa. Calmati, Sofì, cerchiamo di trovare una soluzione che ci permette di uscirne puliti. Non agiamo come quei miserabili. Quello mi voleva dare anche lezioni di dignità. A me, tu capisci che l'ho biforca? Ah, ma questa è tutta colpa di tua figlia, eh? Di nostra figlia. No, quella ha preso tutta da te. È testarda e linguacciuta. Quella non poteva mettersi con un suo pari. No, che lo c'hai a trascinare proprio in basso. Ah, ma io l'ammazzo a tua figlia. Io l'ammazzo. Dove sta? Dove sta? Alvaro, dice a me che devo calmarmi, che devo ragionare. E tu vuoi fare il pazzo? Assuntete. E cerchiamo di ragionare. Ho un'idea. Potremmo mandare lontano Caterina per qualche tempo, così se lo dimentica. Può essere casorio e solo un'infatuazione. Non fuoco ai pagli, insomma. E visto che tua sorella Mariuccia va a Milano, potrebbe partire con lei. Che dici? Che risolviamo? Anzi, la sarà ancora meglio, perché a Milano non possiamo nemmeno controllarla, né tantomeno ci possiamo fidare di quella squinquernata di mia sorella. No. Allora la possiamo mandare da... Aspetta. Tatuccio! Eccomi, donna Sofia, come andate? Vai ad aprire, per favore. Subito. Prego. Eccoli qua, i tuoi piccioncini! State sempre a tubare! Parli del diavolo e spuntano le corna. Posso fermarmi solo 2 minuti? Meno male. Ma come siete belli! Rossi in volto, maiaggio capita! Voi approfittavate di stare soli e vi facevate 2 coccole! A proposito, non vedo Caterina, dove sta? Perché, scusa, non era uscita con te? Ah, già, Vivo, mi dimenticavo! Mentre noi ci stavamo ritirando, ha incontrato un suo amico di scuola. Si è fermata fuori al vicolo a fare 2 chiacchiere con lui. A me, la verità, mi pareva proprio un po' spasimante. Ma tu la lasci con un uomo senza sapere nemmeno chiedere? Ma no, questo no! Quello me l'ha presentata a chi? Ecco, bello giovane che chi è! Disgraziata, io ti lascio tua mia figlia e tu la lasci con il primo venuto. Manca se fosse peccato mortale! E che diamine! Ma scusatemi, è normale che una bella figliola come Caterina, così giovane e ben educata, si metta a fare amore con qualche due? A chi? Io alle te Caterina! Ai È inutile, femmine, ciucce e crapa tengono tutta la stessa capa. Ma come faccio a farlo capire? Io mo esco e si trovano insieme, so qua! Ma chi ferma? Maronna, che tu colpa tua, ma succede nuovo! Ecco lei! Mamma mia, ma come sono curiosa che sti due! Donna Mariuccia! Tatuccio! Ma che è successo? Ci sto padrone la padrona lasciare con me, pazza! Niente, Tatu, si sono accorti di avere una figlia femmina. Ma credevo che era successo. Non ci capite, una figlia femmina. Tatu, una figlia femmina. Ma perché, scusate, stavo vogliono con me da prima. Tatu, ma tu non al solito non capisci mai niente. A proposito, Tatu, Don Ernesto dove sta? Dove sta? Dove sta? E dove volete che stia? Nella sua camerata. Sti su un parulette. A poco un dentro scritto. Oh mamma mia, Tatu, ma le è successo qualcosa? Ma non si sente buono forse, Tatu? Ah, perché voi non sapete niente? Oh Gesù, Tatu, e che devo sapere? Ma che faccia addosso, che te ne vista? Ma come? Voi l'avete corteggiato per tanto tempo. Tatu, L'avete fatto cambiare speranza a chi lo povero cristiano. scusami.
E non lavorate manco che verranno casa. E mo, tutti insieme, a uma, vi state per far fidanzare con un altro? Eh sì. Ma io ho riferito tutto al generale, a cui siete scomigliato coperchio. Tatu, ma tu stamattina fosse caduto a capoletto? No. Ma qua cubierchio e cubierchio. Ma come te vengato pensare una cosa di questo? Marco, quella donna chi ne parlava proprio di un fidanzamento. E io subito ho pensato a voi. Già, e fosse stato cena, Tatuccio caro. E invece no, era quello di Caterina, di sua figlia. Brutto animale. Ma tu vedi che ha combinato sta capiscamorzo. Ma adesso, caro Ferdinando mio, permesso o non permesso, io mo passo ai fatti, perché non ce la faccio più, Madonna mia! E se non ce la fa più, ma io sono princessa! Ma mo come faccio col generale, come faccio? Che ne sta tutto ammuinato. Mannaggia miseria, mannaggia. Io devo trovare subito un rimedio, Eh sì, devo rimediare. Qua si rischia la fucilazione immediata, si rischia, mannaggia. Uè, te lo dico io, Oggi tua figlia e chi Luca Fone sono state veramente fortunate. Perché quando è vero che mi chiama Achille e Trotta, se avessero imbucciato insieme, e magari pure a sbaciucchiarsi, a che ora salivano all'ospedale tutte e due. E invece è stato meglio così. Ora nostra figlia sa come la pensiamo. Siamo stati abbastanza chiari. Perché secondo te l'ha capito? No, quella tua figlia è cocciuta e quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Ma quale? La potremo mandare in collegio in Inghilterra. E magari la mandate in Cina, così ne sta tutti quelli cinesi non la trovate più. Tu che fai, Cash? Mamma, fai non so affari tuoi. Ma tu vedi che intrigante. Uè, io volevo solo collaborare. Esci fuori! Ci vorrebbe un'idea migliore, ma quale? Forse... No, questo non è buono, Sofì. Ci vuole un'idea buona. Ma sì, questa può essere l'idea buona. E che c'è voluto, ma da fare una cosa a capo. Parla, fammi sentire, quale sarebbe questa idea migliore? Sofì, io ho pensato... Che hai pensato? Ho pensato... di fidanzarla. Come voglio? Ma tu fossi asciutto pazzo. Perché? Perché fino a un minuto fa quello era un pezzente, Pure un adesso. essere schifoso. Pure adesso. E mo, tutto insieme, una spremuta di limone che ti hai fatta, si è capovolta la frittata e che le che steve sotto è chiusa a forno in coppa, fammi senta. E come al solito non hai capito niente, Sofì. In queste situazioni bisogna giocare d'anticipo. Quando ci sta te lo spiego, quando ci stanno gli uova arrazzuti e non si riesce a tirarlo fuori, che ci si fa? Si ignoda un altro chiodo sopra. Così a botte di martellata, o gli uova arrazzuti se ne esce. In poche parole, Sofì, ci vuole un nuovo fidanzato per Caterina. Ma un fidanzato vero, in modo che essa veda la cosa reale, palpabile, concreta, e si scordi chi lo disparata. E chi stu chiume che dici tu? Dove andiamo a prenderlo? Sofì, noi ce l'abbiamo proprio sotto al naso. Sotto al naso? Lo vediamo passare tutte le mattine sotto al balcone. Vabbè. E io sinceramente non avevo mai pensato che poteva essere un buon partito. Parla chiara, chi è mo questo buon partito? Non l'hai capito ancora, eh? No. Certamente. E quello solo io potevo fare una pensata del genere. Quello a noi si era presentato il servo per il padrone. Basta invertire le pedine. Entra il padrone ed esce il servo. Sofì, la fidanzeremo col figlio del signor Cavalli. Eh sì, a così a roba, sai come facciamo? Come Tutto facciamo? insieme. Trotta, cavallina! Ce ne chiama l'ippodromo di Agnano, Sofì. Io sto parlando del figlio del commendator Cavalli. Sì, proprio lui. Gente ricca, molto più di noi. E chi li soldi non sanno neanche più a Rosana, a me. Che te ne pare? Adesso ho capito. Meno male. Il figlio del commendator Cavalli. Sì, l'idea mi sembra buona. Però Aghi, come facciamo a le mettere insieme? A questo ci penso io. Oggi stesso passo allo studio del commendator Cavalli. Quello tra uomini d'onore. Basta la parola.
Tu intanto parlo con Caterina e convincilo che è arrivato il momento per un accordo serio. Io intanto mi libero dagli impegni per portare al termine il piano. Parlo subito e cercherò in tutti i modi di convincerla a chi sto matrimonio sa da fare perché mi piace. Mi piace? E mi piace assai assai. Zio Ernesto! Zio Ernesto! Zio Ernesto! Zio Ernesto! Niente. E vuol dire che la prossima volta mi procuro un cannone che spara a salto, come fa sentire la chista. Tatuccio! Uè, chi sa che frequenta zio Ernesto è diventato tale e quale. Tatuccio! Eccomi, Don Achille, come andate? Tatu, zio Ernesto dove sta? Sta in giardino, ha detto che non vuole essere disturbato. Ah no? E allora valla a chiamare e di che viene qua urgentemente perché tengo una cosa da chiedere. Va bene, agli ordini. Vai, vai. Uè, da sta casa, cacchio giorni chi se mi faranno a scipazzo. Attenti al rapporto, signore! Ma insieme! E qualche giorno di questo mi fate rimanere stecchito su questo divano e cercate di entrare con meno foga. Come? Vieni a fuoco! Insieme, ma che avete capito? Mamma mia, piuttosto, zio Ernesto, mi devi fare un favore. Vuoi fare l'amore? Guarda a te, che capo che te ne visto! Oh sì, ma capito? Mi devi fare un favore, un piacere. Ah. Amore e piacere, se si fa lui, si fa anche là. Dimmi, che devo fare? Dunque, zio Ernesto, ti devi recare alla Banca dell'Agricoltura e prelevare gli 800 milioni della nostra società, la Company Fruit, e comprare le azioni della Caracci Boschereccia. Io purtroppo non ci posso andare perché ho degli impegni importanti. È meglio che ci fai tu, che ci fai tu. Veramente questo alleato non lo conosco. Come hai detto che si chiama? La puttanesca. Mi servono le coordinate geografiche. Oh sì, Caracci Boschereccia è una società che opera su tutto il territorio nazionale e c'ha quasi il monopolio per l'acquisto delle mele. E noi ci prepariamo ad averne il monopolio delle vendite. Così con l'apertura del mercato orientale c'è stata la possibilità che facciamo soldi a palata. No, si sei cara malata, lasciamola perdere. Già sto chini e botte, cavolo io. Ma qua malato, sì, volevo dire soldi a palata, soldi così, tanti. Ah. Quando dirigevo io la società era tutto chiaro, si sapeva a chi comprare e a chi vendeva. Ora non si capisce più niente. Manca ordine e disciplina ci manca. Così, io mi sono cagnato, bisogna stare al passo, altrimenti si rischia di essere schiacciati dalla concorrenza. Oh madonna mia, perché con l'influenza si può anche schiattare. Così, comunque basta. È meglio che vi richieda a fare voi questa operazione perché ho delle cose da fare. Avete capito bene? No, non ho capito bene, che dici? Oh sì, ma voi siete proprio surdi allora. Ah, sordo a me! Come ti permettere di offendere tuo zio? Anzi, si può tutto. Vabbè, lasciamo stare. Oh sì, vai a fare questa operazione e non te ne dimenticare. Hai capito? E ancora mi manca di rispetto. Se pensi che io sia rincitrullito, solo non ho capito perché vuoi investire tutti questi soldi. E come si chiama sta benedetta società? Oh sì, facciamo così. Adesso te lo scrivo, così non ho capito. Non c'è sta mai lo fogli di carta quando lo scrivo. Oh sì, facciamo così. E te lo scrivo su questo fazzolettino, così non te ne dimentichi. Ecco qua. Ritirare 800 milioni della Company Fruit e comprare azioni della Caracci Boschereccia.
Ecco qua, conservalo e ricordati che è un acquisto molto importante, Eccolo qua, mi raccomando. Stai tranquillo, la missione sarà eseguita. E non fare tardo, sì, Oh, non ti preoccupare. Oh. Azione numero 1, controllo documenti. Azione numero 2, controllo piano di lavoro. Azione numero 3, armarsi di bastone. Azione numero 4, asturatine di orecchie. Azione numero 5, controllo orario di partenza. Oh, K, all'attacco! Zio, ti devo parlare, tu mi devi aiutare, zio, aiutami tu! Cosa? Vuoi ballare? Ti faccio avere un invito alla festa degli ufficiali, è un grande onore, sai? Zio, tu mi devi aiutare, io sono disperata. Se non mi aiuti io scappo di casa, mi butto sotto un treno, non so neanche io cosa farò. Riferisci tu a tuo zio, avanti, fai il tuo rapporto, Papà dai. e mamma sono intromessi nella mia vita privata. Mi vogliono far fidanzare con il figlio del signor Cavallino. Io invece amo il mio ragazzo e non lo voglio perdere solo perché è povero. Ami un povero pazzo. No, non è pazzo, è buono, intelligente, affettuoso, generoso e mi vuole un bene da morire. Però i miei genitori lo ritengono non degno di stima, solo perché è povero e non possiede niente, nonché il suo diploma di ragioniere e un grande cuore. Però, anche un po', vero? No, sono solo maldicenze che dicono i miei genitori per strapparmi al mio ragazzo, perché non vogliono che sposi il mio Vito, ma perché non si fanno gli affaracci loro. Di questa che ne dici, Egregio comandante, non faccia fidanzare sua nipote con Vito, perché è un finocchio, ma mica poco. Un matrimonio così indegno disonerebbe non solo lei, ma tutto l'esercito, firmato un amico devoto. I capite? Che ne dici, Che sono solo maldicenze per strapparmi al mio ragazzo, Vito, un uomo vero. Allora tu, cioè, sai che deve fare il servizio militare? Certo, e stanno sotto tutti gli aspetti. Su tutti i lenti, alla faccia del pazzo. Ma allora chi potrebbe essere l'autore di questa missiva? Hai qualche sospetto? E cosa ne posso sapere io? Io forse sì. Su, non piangere piccolo mio, mamma mia, mi pare un torrente in piena. Asciugati le lacrime. Ma un fazzoletto non ce l'ho. No. 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 Su, tieni questo, vai, e fai la brava, non piangere più. Qui ci vuole ordine e disciplina. Il comandante supremo assumerà la direzione delle operazioni belliche. Bisognerà innanzitutto conoscere l'entità delle forze nemiche e poi sferrare una grande offensiva. Zio, cerca di convincere i miei genitori, io lo amo. Tu ritorna in ranchi e obbedisci ai tuoi superiori. Avanti, marci. Zio, mi raccomando. Non ti preoccupare, vai, date zitta da me. Sciuri di tutto l'anno. Con zitto sangue, comandate! cosa sono questi fiori? C'è una festa forse? Io non so proprio niente. Ah. A me ne hanno detto solo di mettere i fiori freschi e di pulire la casa per bene. Perché Caterina aspetta lo sposo promettuto. Uno sposo spremuto. Siamo già a questo punto. E allora mi devo muovere. Fatte da parte, dunque. Devo compiere una missione delicata che solo i generali la possono risolvere. Hai capito? Avanti, marcia! Chiste peggiore tutte le giorni, peggiore. Ma voi vedete come sta ammulinata chiste, vedete? Ma tu hai riordinato l'argenteria? Sì,
signore, l'ho fatto uscire lucente e lucente. Hai spolverato pure tutti i tappeti? Tutto, pure i mobili. Metti pure le bevande in frigo e prendi in cantina una bella bottiglia di Perignon e mettelo fresca. Bisogna festeggiare. Oggi Caterina si fidanza ufficialmente con il figlio del signor Cavalli. Az, è cagnato bene e buono. E come va che Mauri ti fa scusare così a pressa? Va come diceva lui. Va e fa un press che ci dobbiamo ancora preparare. Aspetta, vieni qua. Questi fiori qua non mi piacciono. No? Forse è meglio che mettiamo là. Tanto i spigolini vanno buoni. Sì, mi pare che là stanno meglio. E mo va a preparare pure una cosa. Va bene, vado. Sofì, che dice? Sta cravatta sta bene sotto quest'abito? No, questa ci vuole sotto. Mettete che era là che ti regalò Caterina l'anno scorso per la festa del papà. Aspetta, vieni qua. Fa una cosa, cambiato proprio un vestito. Addirittura. E io invece mi metto un vestito lungo che mi sono comprato giovedì scorso. Telefonata alla pasticceria per ordinare dolci. Sì, signor, io ho detto di portarli per le 19, va bene? Ah, va benissimo. E audiorai i telefonati per ordinare il buche di Caterina. Mi raccomando, deve essere bello e grosso. Non ti preoccupare, l'ha già fatto fare una mazza così grossa. Salute. Non stai tranquillo che staremo all'altezza. Tu piuttosto fai presto a vestirti che tra un po' arriveranno pure gli ospiti. Io sono quasi pronto. Ah, io adesso salgo sopra perché mi vado a truccare pure un po'. Mi sento così agitata. Purissimo. Te l'avevo detto che cominciavano a venire. Pensaci tu, che io non mi voglio fare trovare così. Taduccio! Taduccio! Eccomi. Salve. Come andate? Tadu, vuoi aprire la porta? Qui saranno arrivati gli ospiti. Vado subito. Prego, accomodatevi. Caro Achille, donna Sofia dove sta? Gli devo parlare. Sta in camera sua e si è andata a cambiare. E se non è una cosa urgente, forse è meglio rimandare. Adesso non è il momento adatto, aspettiamo degli ospiti. E io sarei inopportuna, non ne vera? E non è questo, no. è che stiamo cercando di risolvere una questione delicata. Ho capito! Voi state per fidanzare a Caterina e state aspettando il pretendente giusto, non ne vera? E chi te l'ha detto? Caro mio, qua poi le notizie volano per l'aria. Sì. Ma sai che ti dico? Che Caterina è mia nipote. Eppure a me sta a cuore la sua felicità. E per questa ragione voglio esserci quando arriva questo sposo. Va bene? Le notizie qui volano per l'aria. Volano. E lasciami sapere se ne sta aperta. Se ci tieni tanto rimane. Bello. Anzi, fammi un favore, se arrivano, valli a ricevere tu. Io nel frattempo vado a vedere Sofia che sta. Va bene, vai, a chi vai? Ma la giacca vostra è come l'hai venuto in capo, questo? Tatu. Hai parlato con donna Ernesto? Ah, signor, per piacere. mamma Io da stamattina non ho avuto manco canzone di avere un bicchiere d'acqua. Curracca, curralla, pulizia in coppa, pulizia a basso. Non ce la faccio più. Ah, e questo è perché si tratta solo di un fidanzamento. Sì. E quando si tratta di scusa, che succede? Ah, carica dei 600. Abbiate pazienza. Appena si calmano un po' le acque, io inizierò a parlare con Don Ernesto. Tatu, vai di pacca, adesso sono un fidanzato. Vai, Mamma mi corre e speriamo che non bello giovane. Vai. Prego. Chi stai? Tu stai in taffa? Sì, Prego, voi siete? chiamatemi signora Achille. Chi sta pure presto? Un momento, il signor Achille torna subito. È andato a cambiarsi d'abito. Voi sapete come è visto l'evento. Subito si è adeguato. Scusate, quella è la signora? Quella là? No. Quella è la sorella di Donna Achille.
è vedova. Non è male. E ditemi, mentre aspetto, potete presentarmi, perché in qualche modo è interessata alla mia presenza. Ma ci mancherebbe, non vi preoccupare, ma ti devo che non vi morire. Donna Mario, è il suo fidanzato, vedi? Scusate, signor, come vi chiamate? Cesare Sanguetta, ragioniere. Azza Sanguetta, ci hanno ingarrato una per innamorato. Signor Sanguetta, la signora Mariuccia, sorella di Donna Achille, prego. Piacere. Ah, tradimento! Perfino in casa venderò cane la pelle, difenderò strenuamente il mio onore di uomo e di soldato. A noi! A noi! Lo so io che c'entra e saranno botti anche per lui però! Silenzio, truppo! Avvertese raccolte! Il velenoso mangiavano a tradimento! E davanti a morire! Ragioni, mi scuso per il fuori programma, ma come avete potuto ben vedere c'è stato un piccolo quid pro quo. Ma adesso ditemi, come mai che siete venuti a trovarmi? Avete saputo forse del fidanzamento di mia figlia? Dottore, io veramente sono venuto per un altro motivo, diciamo per motivi di ufficio. Vabbè, ragioni, mentre parliamo una bevanda fresca la possiamo sempre sorbire. Sapete, e quello oggi per me è un giorno di festa. Si fidanza mia figlia col figlio del commendator Cavalli. Ma intanto ditemi, che problemi avete? Comunque io credo meglio seduti, se permettete. Ecco, accomodiamoci qua, Avete dato uno sguardo al giornale di oggi? Ragioniere, non ho avuto proprio il tempo con tutto questo bordello che c'è in casa. Ma perché è caduto forse il governo? No, nella pagina economica ho letto... L'annuncio del fidanzamento di mia figlia, No. No. C'era scritto super crisi del mercato delle mele. Che? Crollano le azioni della Caracci Boscherecci, proprio così. Ragioniere, che cosa vuol dire? Vuol dire che avete perduto 800 milioni. 800 milioni bruciati. Abbiamo perduto tutto. Avete perduto tutto. Ho ragione, non è possibile. E quello era stato curato tutto nei minimi particolari. Maronna. Ragione, non mi sento buono, mi dici tutte cose attorno. Come? Non mi sento... Cosa? Dottore! Madonna, c'è nessuno. Signora, chi c'è in casa? Mamma mia! E che succede? Vostro marito è svenuto. Mamma mia, facciamo qualche cosa, aiutatemi! Mettiamogli un po' di aceto sotto il naso così si riprenderà. No, in casa non ne abbiamo, non ne usiamo. Achille! Come non avete un po' di aceto? E allora non si potrà riprendere. Ragioni, ma come ragionate? Prendete un po' di acqua che lì sul tavolo e datela a me. Achille! Ma che stai muore? Ecco, prego. Ma che succede? Sofì, siamo rovinati. Che significa? Aspettate, signora. Ma che? Dottore, potete parlare. Sofì, siamo finiti in mezzo a una strada, non teniamo più una lira. No! Questa no! Meno male non ho messo la sedia. Ragione, ma com'è possibile? Siamo proprio rovinati. Sì, siete proprio rovinato. Ma anche a voi però sembra un ottimo affare, ragioniere. Sì, ma il capitale era vostro. Madonna, vi siamo tutti rovinati, siamo. E dai, siete voi che siete rovinati, non io. No, ragioniere, pure voi. Perché io vi licenzio. Come? Mi licenzio. Cosa avete detto? Dottore, voi non avete una lira e volete conservare il potere di licenziarmi. Io non so se le proprietà che vi restano bastano per la liquidazione che vi dovete, dopo tanti anni di onorato servizio. Dottore, sono io che vi licenzio. Da oggi non siete più il mio datore di lavoro. E vi do un consiglio, cercate di concludere quel matrimonio se volete sollevare le vostre sorti.
Vi faccio i migliori auguri. Non vi scomodate, conosco la strada. Che sanguetto! Sofì. Ma come hai fatto? Come hai potuto? Questo non me lo dovevi fare. Io non voglio essere povera. Non mi si addice. Io sono una signora. Sofì, non ti preoccupare. Vedrai che riuscirò a sollevare l'azienda. Magari con l'aiuto del signor Cavallo. Intanto non dobbiamo sbagliare. Questo fidanzamento capita proprio a puntino, ma raccomando. C'è permesso? La porta era aperta, io sono entrato. Ma chi è? L'esattore delle tasse? O l'ufficiale giudiziario? Già stanno qua! Mamma mia! Salute! Ma come? Non mi avete riconosciuto? No. Sono Michelino, lo sposo di Caterina. Daniele Federico. Michele, sei tu? Scusami, non ti avevo riconosciuto, logo, cappello, sciarpo, ma che sei in montagna? Vieni, entra, accomodi, la faccio chiamare subito a Caterina. Intanto togliti tutta questa roba a culo, No, non sia mai. Mamma mi ha detto che non mi devo scoprire, se no mi può venire pure la bronchite. Chi te l'ha detto, mamma? Vabbè, se te l'ha detto, mamma fa come vuoi. Aduccio! Taduccio! Eccomi, donna chi comandate, sono qui. Oh mamma mia, adesso mi sto scorpano, mo. Tu vai a chiamare subito a Caterina e digli che qua ci sta il suo sposo, Ma chi le tutte i camisoni? Vai! Bacco! E quando è brutto! Caro Michelino, benvenuto nella nostra casa. Finalmente è arrivata l'ora di stringere questa unione. Scusate il raffreddore. Niente, non ti preoccupare. Caterina, su, vieni a salutare il signorino Michele. Buonasera. Michele, ma sei venuto solo? Sì, mamma e papà verranno fra poco. Io sono venuto prima perché ero ansioso di vedere Caterina. Mamma mi ha detto che la posso anche toccare. Ha detto proprio così: Micheli, toccala e falle capire che sei un uomo. Che uomo? Scarta da monnezza. Hai fatto bene. Ma mettetevi giù sul divano, uno accanto all'altro, così avete pure il modo di conoscervi meglio. Giovino, è il suo ombrello, Caterina, siediti vicino a Michelino. La prossima volta vengo un impermeabile. E noi intanto usciamo, lasciamo solo i piccioncini. Andiamo. Su, Taduccio, Jan Jen. Dopo più bene per farmi sentire a me, non so perché. Quanto sei brutto! Mamma mia, Caterina, a questo posto c'è il corrente. Vai a chiudere un po' la finestra, se no mi viene pure la polmonite. Vi manca solo quello e poi state a posto. Ma insomma, con quel dito che vorreste fare? Vorrei toccare un po'. Ha detto mamma che si può. Ma è meglio che lo mettete in tasca, potrebbe congelarsi. Veramente? Sì. Hai fatto proprio bene a dirmelo, Caterina. Ma a proposito, mi vuoi prendere un poco d'acqua? Alle 8 devo prendere la pillola. Prego. Mamma mia, Caterina, con questo bagno che mi hai fatto. Io già te ne
benevo la francese. Ma mi fai venire pure la cinese? Ma Don Michelì, ma che volete che vi venga per un poco d'acqua? Al limite, se vi dovesse venire un po' di tremoriccio, potete sempre ricoverare al pronto soccorso. No! Io all'ospedale non ci vado. Quando sono ammalato la medicina me la dà mamma e mi porta pure la zuppa di latte con i biscotti a letto. Come farete anche voi quando saremo sposati? Don Michelì, ma mamma me li mette pure in bocca i biscotti? Caterina, che pensi che sono un bambino? Io so fare tante cose. So stare a tavola, so mangiare senza far cadere la minestra sulla tovaglia e contemporaneamente guardare la TV. Caterina, sapessi come mi piacciono i cartoni animati. Quando saremo sposati ci metteremo vicini e ce li guarderemo tutti. Don Michelì, levatemi una curiosità. Ci sta qualcosa che non sapete fare? Quando c'ho voglia so fare tutto. Solo che la voglia non mi viene mai. Mamma mi dice sempre: Michelì, tu tieni un'intelligenza che farebbe paura pure ad Einstein. Però non ti devi sfruttare, se no può venirti qualche cosa, qualche malattia nervosa. Veramente una cosa che non so fare ci sta. Questo qua mi viene sempre lento e storto. Perciò me lo fa mamma. Oggi è venuto male perché ero ansioso di vederti. Ma Caterina, io che sta qua, perché non me lo tiri un po' su? È come volete, Don Michelì, Ciao, Caterina, allarga, è stretto, mi affoghi. Non respiro. Mamma mia, Caterina, così si appende tutto. Mamma mia, è più delicata. Ma voi non vi dovete mai allontanare da mamma, tenetevela cara. Mamma mia, mi dà tutto quello che voglio. Sapessi che piatti saporiti mi prepari? Cannelloni, lasagne, tortellini con la panna. Caterina, dovresti assaggiare pasta e fagioli. Leccheresti anche il piatto. Quando saremo sposati mi cucinerai tu. Sì. A proposito, sai cucinare come mamma? No, quello che fa la mamma è sempre il migliore. Non si è mai visto che la moglie cucini meglio della mamma. Va bene, vuol dire che il pranzo ce lo fa mamma e noi ce lo mangiamo. E dopo una bella mangiata ce ne torniamo a casa. E mentre io guardo la TV, tu metti un po' d'acqua tiepida nella bacinella e mi lavi i piedi. Io metto un po' di acqua tiepida nella bacinella e vi lavo i piedi. Proprio così, Caterina. Una moglie deve servire il marito in ogni occasione. E tu, in segno di rispetto, la sera, prima di mettermi a letto, mi laverai i piedi. Sì, ma per fare il servizio buono, Don Michelì, insieme con l'acqua tiepida nella bacinella, ci metto pure un po' di acido muriatico. Vedrete che splendore. Tu dici? Prego, accomodatevi, prego. Prego. Benvenuti nella nostra casa. Finalmente ci siamo! Oggi è un gran giorno! Lo ricorderemo per tutti i giorni che ci restano da vivere. E speriamo che ne so assai. Non fosse altro per il caldo che siamo soffrendo. Sì. Ma voi ve lo ricordate un caldo così? No. Caterina, quella è mamma. Hai visto quanto è bella? A me mi pare una paprika lavattata. Michelino, vieni da mammina tua, che ti vuole tanto bene. Dimmi a mamma, hai preso la medicina? Sì, mamma, ho fatto tutto quello che mi avete detto. Bella mamma sua, bello. Mamma, l'ha giudicato! Che a te Roy che ha fatto il suino della tucca. Permettetemi di complementarmi con la promessa sposa. Tra. Allora sta sparando pure il tratto con fidanzamento.
trascorrere una vita ricca di felicità e di viaggi. Va un policlinica l'altro. Brava, Accomodatevi, così abbiamo modo di parlare dei preparativi. Sì, Don preparativi. Pasquale, voi mettetevi qua vicino a mio marito. Cacà, grazie. Nonna Rosina, voi venite qua vicino a me. Sì. Ascolta senso. Dunque, Don Pasquale, voi quando pensate che possiamo celebrare questo matrimonio? Oh, qua. Sì, qua lo facciamo. Quando vogliono i ragazzi. La casa gliel'abbiamo già sistemata. Pipì! Pure? Bisogna solo arredarla e Pepe preparare le carte. Caterina, io per voi le carte le farei pure false. E la Sofì! E voi a che punto siete con la dote? La dote? La dote. La dote. Ah, il corredo è tutto pronto. È quasi tutto pronto. Manca solo qualche piccolezza. Sciocchezze. Io veramente volevo comprargliela, ma voi sapete come sono i giovani. Voi lo sapete, no? Vogliono sempre le cose all'ultima moda. Sì. E poi dicono: mamma, che me l'hai comprata a fare? Che me l'hai comprata? Io questo non lo volevo. No, dicevo, va bene le cocò, le coperte, le lenzuola, ma poi E poi le camicie da notte. Le camicie da notte. La biancheria intima. La biancheria intima. Le maglie di là. Le casutine mutandine. ma questo l'abbiamo capito. Ma per regolarci, lo so che è un po' scortese, ma per regolarci nelle spese che andremo a fare. Insomma, a quanto ammonta i soldi la dote? E bilogo, chi si parlano sulle sorte? A chi si mi è arrivato un punto? Andiamo da capo. Donna Sofì, voi ci dovete scusare se noi sembriamo un po' venali. Ma noi a Michelino non vogliamo far mancare niente. Per questo ve lo chiediamo. Perché se manca qualche cosa, provvediamo noi! E se voi volete provvedere, e che sono queste cose tra di noi, provvedete, non ve ne preoccupate. Ma insomma, quando volete dare a vostra figlia? A chi sta facendo tutti i primi? E chiamo la volta. E dunque, Don Pasquale. Ma voi volete sfottere? No, vi volevo dire che è successo tutto così velocemente che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di spiegarci. Ma vedete, noi abbiamo avuto, come dire, una scivolata. Una scivolata. Per cui noi a oggi i soldi a Caterina non ce ne abbiamo per darli. Però se voi sarete così gentile da aspettare e così paziente pure da prestarci 50 milioni di lire, noi appena ci alziamo daremo a Caterina la giusta dote che si merita. Appicciata la sirena, signore. E chi l'avrebbe detto che eravate così squattrinati? Anzi, che sono rimasti senza la linea e non sapevo niente! Scusate, ma chi? E io mi dovrei prestare anche 50 milioni! E stai a fare? Scusate, donna Ghi, facciamo una cosa. Limpiamo questo fidanzamento. Poi, quando ve li mettete in piedi da questa
scivolata. E allora ne riparleremo. Mimì, carina papà. Andiamo. Il fifi fidanzamento è cacao. È caduto. Io voglio a Caterina, Michelino, non insistere a mamma. Il fidanzamento si farà un'altra volta. Su, ubbidisci a papi. Sì, e io non me ne vado da qua. Michelino, ti ho detto non prenderti collera. Il matrimonio si farà quando è possibile. Basta, ubbidisci a papà. Tu mi devi comprare. Io voglio a Caterina. Tu me la devi comprare! Ma la creatura aspettate la bambuletta! Michelino, ubbidite, fate come dice mamma. Michelino, calmati a mamma. Calmati, vieni da mamma tua. Calmati, che devo mandare la tosse. Guarda qua, mamma mia. Cucù tette! Papà lì, ma lo vedi, Cocò me l'hai fatto crescere. Di te tiene 20 anni. A cosci deve diventare! Non conosci ancora il valore del denaro. Ma lascialo stare, ma lo sai che quello è sensibile, uffa, vieni da mamma. Sì, sulle feste si pigliano a mugliere contante e a doti in credenza. Scusate, donna chi, ma gli affari oggi bisogna sbagliare. Andiamo. No! Scusate, ma questo soprammobile lo lasciate qui? Sì, lascia tolca ogni tanto questa pulitura! Michelino, vieni a mamma. No, io voglio a Caterina! Cucù, pensi, lo sa, se non vuoi che te lo sciupi. Michelino, vieni dai, fai bravo, ti do la caramella. Senti! Sullo generale ci mancava, ma facciamo surdo e ci cade pure la caglia! Ma che è questo? Non mi dire che è un tuo parente. Aspetta. Guardatelo buono! E chi lo conosce? Grande ufficiale Ernesto Pisapia, pluridecorato per merito di guerra, medaglia d'oro per la resistenza. E ora rispondete alle mie domande. Voi siete il commendatore Cacciacavallo? No! Cacavalli, prego! Per conseguenza allora voi siete la cavalla. Signora Cavalli, prego! Ne deduco quindi che questo ciuccio, il famigerato sposo, sia vostro figlio. Ma chi siete? Ma chi va da no? Ordine e disciplina, vorrei mettere un po' di ordine in questa casa. Tu sei il carciofolino? Sì. Cioè, voglio dire, Michelino? Sì, signore. Sei tu l'aspirante marito di Caterina? Sì, signore. Ah, allora sei tu che mi hai mandato la lettera anonima, Sì. Ma voi come lo sapete? Facci fatti a spia! Ti ho visto armeggiare vicino alla cassetta delle lettere. Quindi ti dichiari colpevole? Sì, sono stato io perché ero geloso di Vito. Mi volevo io a Caterina. Ma non mi fate male però, Non ti faccio niente, stai tranquillo. Ma questo matrimonio non si farà mai più, perché tu ti sei dimostrato ignobile, ricorrendo alle lettere anonime. E voi, avari senza scrupoli, pronto a concludere un matrimonio basato sul denaro e non sull'amore. Perciò vi invito ad uscire tutti da questa casa. Fuori! Grazie zio, mi hai tolto un peso dallo stomaco. Abbiamo fatto, Sì, e pure soprammobili in meno da pulire! E che ci vuole restare in questa casa di squadrinati? Andiamo, Michelino, vieni a mamma, dammi la mano. Andate, prego! Chiacchia! Ma ti vai a mano, lei? Chiacchia! E ora che diremo agli invitati? Che ci diciamo? La verità. La verità, che è fallito il matrimonio.
perché Caterina non aveva più una dote. Il primo l'abbiamo cacciato perché era povero. Il secondo invece se n'è fiuto perché i poveri si immanuglia. E così questa povera figlia mia è rimasta fuori dalla festa di Cancello e pur di Arnone. Un momento, non è tutto perduto. Ho una sorpresa per voi. Ancora? Non tiene la fiducia in me, tu, Ma che combinati? Ma Ma tu hai sicuramente. Accomodatevi, accomodatevi. Poi qui, e per qui. Ma noi non abbiamo più una lira. Mamma, quella è la sposa di Vito. Ma pare una licia scortocata. Zitta, capito, s'arrabbia. Tu sai che te ne rido cose. Silenzio! Tu guardami negli occhi e rispondi. Vado proprio bene a questa nipote mia. Come no? Hai detto che è un copo! Ho detto che l'amerò per tutta la vita! Ah, allora questo è il matrimonio che sta da fare. Bravo, Grazie bravo. zio, mi hai tolto un peso allo stomaco. Ma noi non abbiamo più una lira. Siamo ridotti davvero sull'astrico. Allora bene, non mi a morire! Abbiamo saputo e ci dispiace per voi. Dottore, non vi preoccupate, a mangiare si mangia sempre. Ma voi avete capito bene? Noi non abbiamo più niente e non abbiamo da dare a Caterina niente, nemmeno una camicia, salvo quello che c'è addosso. Dottore, non vi preoccupate, basta la salute, un po' di buona volontà e uno si rimette in gareggiata. Ma io nella vita non ho fatto mai niente, ci ho fatto sempre solo il commerciante. E per farlo ci sta bisogno almeno di un minimo capitale. Dottore, non vi preoccupate, vorrà dire che il po' Caterina, ultima posta a disposizione. Quanto alla dote di Caterina, pur medici sta. Avevo parlato della biancheria per figlia Maria, ma essa è ancora una creatura. Ora dice per mo abiti Caterina e poi signore ci pensa. Mamma, e come faccio se mi capita un matrimonio all'improvviso? Ma tu sei ancora guaglione. Per D'Angelo, però se trovo marito vorrà dire che mi farà più bella. Tu pensa a crescere, che pensavo pure a te pensavo. Era com'è simpatica la creatura, è pure ben educata. Noi veramente per tirare avanti avevamo pensato di aprire una pizzeria. Cosa? Una pesceria? E che ci dovete fare? E che ci faremo? Faremo pizze, faremo antipasti, varie cose. E poi con il mio diploma di ragioniere, chissà che non capi di qualche occasione per diventare ricchi. E con quali soldi? Ma noi non abbiamo più una lira. Pochini che abbiamo risparmiato noi, noi ci diamo volentieri. Papà, voi non vi dovete preoccupare, verrete a mangiare da noi. Tu, vedete noi, ci fa tanto piacere. Voi mi dovete scusare, si sono stati sempre giusti. Solo oggi mi sto rendendo conto che oltre ad essere diventato povero di sostanza, sono stato sempre povero anche nell'anima. Scusate. Ma dottore, non c'è da vergognarsi, perché non siamo noi a decidere come e quando nascere, come nascere, se è ricco, se è povero, se è nobile, se è disgraziato. La verità è come un vestito, che si può cambiare e si può togliere. La verità è che io indosso questo vestito. Grazie. E scusateci ancora, si siamo stati sempre così ciechi e presuntuosi. E vorrà dire che quello che non abbiamo adesso da darci in soldi, glielo daremo sicuramente in amore. Avete visto? Anche mio nipote non vuole essere in difetto. Pertanto, sicuramente gli darà in dote ai ragazzi la proprietà che ha acquistato recentemente. Che? Oh sì, ma tu sei asciutto pazzo. Oh sì, noi non teniamo manco più luce per chiagnere qua. Come voi non ricordate, poi io sarei il pazzo, Ma che cosa ci dobbiamo ricordare? Che mi mandaste alla banca, ti ricordi? no? Mi ricordo, come non mi Ecco ricordo. qua. E questa è la situazione. Ti ricordi di prelevare 800 milioni e da dare in via Caracciolo? Come? Come? Ti dai per andare a te in via Caracciolo? Oh sì. Ma che stai dicendo? Ti ricordi, mi dicessi di prelevare le azioni della banca Bayerische e io te le comprai. Ora sono raddoppiate! Ora a metà la puoi dare in dote a Caterina, a questi due bravi ragazzi, vedi? Come sì? Aspetta, calma. Tu vuoi dire che invece di comprare le azioni della Boscherecci, hai comprato quelle della Bayerische? Ah, si è arrivate! Usate Dio sì! Allora ci ha salvato dalla catastrofe! Siamo ricchi! Sì! Ti hanno dato il cielo che ti ha fatto addormentare tutto! Che bello essere ricchi!
E allora sono da essere visto morire! Come c'è una cosa? Tornato ricco, tornato. No, non lo dovete dire neanche per scherzo. Voi siete stati così gentili e noi siamo stati così scortesi. Voi ci avete dato una lezione di vita e noi ve ne saremo grati per tutta la vita. Venite, abbracciamo! Dio, grazie a te! Adesso ci deve scusare perché il lavoro ci chiama, ce ne andiamo. Se non vi dispiace, i ragazzi oggi volete portare a casa a mangiare da noi. Ma non mi dispiace affatto. Andate, vai Caterina, andate. Ciao! Buona giornata. E poi adesso sono classe dolce, mamma! Adesso è un piacere, lo posso chiedere pure io? Oh sì, tutto quello che vuoi. Tu ci hai ridato la vita e la dignità. Ora io e Mariuccia vorremmo sposarci, ma purtroppo che è fissato. Non vuol fare nessun passo prima che l'abbonata di suo marito abbia dato il permesso. Ora se noi combinassimo una seduta gruppale e facessimo in modo che il marito parlasse per bocca di Sofia, tutto fosse risolto. Che dici, Oh sì, veramente non è leale fare una cosa del genere. E poi facessero pure un tort alla buonanima. La buonanima sarà contento perché riposerà più in pace e Mariuccia la finirà di scomodarlo in ogni occasione. E che diavolo, non lo lascia mai in pace con le sue richieste. Ma basta, è tornato, Forse così non già tutti i torti. Anzi, se facciamo questa seduta spiritica vi darò anche una mano. Però che sia chiara la cosa, che sia l'ultima volta che si fa una seduta spiritica. Sì. Allora chiamiamola e facciamola sta seduta. Sì. Tatuccio, a preparare un tavolo e acqua in bocca. Tu a chi? Telefona a Mariucci, le dici di scendere. Mariucci, ma va a preparare. Signor, per me c'è il solito. No, questa volta è il doppio. Diventa una scheggia. Tatu, chiudi la finestra. Dai, Mariucci, venendo. Sta scendendo. Vado ad aprire? Mariuccia. Prego, donna Mariuccia, prego. Sofì, le manda da chiamare. Mariucci, senti che oggi è proprio il giorno adatto. Sei pronta? Sono pronta. Allora accomodiamoci e facciamo sta seduta. Tatuccio, spegni la luce. Accendi la candela. Accendi pure la candela. Mamma mia, sto tremando tutto. Zio, ci siete? Mi raccomando, il massimo silenzio. Unite le vostre mani, così pollice e mignoli. Aspettate. Spirito di Ferdinando Capece, ti invoco. Vieni, fatti sentire. Spirito di Ferdinando, se ci sei, batti un colpo. Spirito di Ferdinando, sei d'accordo se Mariuccia si sposa a Ernesto? Grazie, sei generoso. E Mariuccia ti sarà grata per tutta la vita. Grazie. Che paura! Signor, oh pranzo è servito! Carmine, che paura! Però, Mariu, Erne, felicitazioni, perché Ferdinando ha detto che Sofì, di vedere Ernesto mio lì, ti saremo grati per tutta la vita, tutta! Come così noi saremo grati a questo spettabilissimo pubblico che ci ha così pazientemente seguito.
cominciamo con la popolana cuoca Ersilia Patalano. Maria, sorella di Vito, Miriam Ferrandino. Cesare, ragioniere, Cino Cirimmina. Don Pasquale padre, Giuseppe Matuozzo. Rosina madre, Maria Trani. Michelino Spasimante, Francesco Patalano. Gennaro, padre di Vito, Francesco Sasso. Concetta, madre di Vito, Alessandra Diorio. Il generale Ernesto, zio di Achille, Vincenzo Tortora. Mariuccia, sorella di Achille, Alessia Ferrandino. Tatuccio cameriere, Maurizio Valcarenghi. Vito fidanzato, Gianfranco Iacono. Caterina figlia, Annalisa Buonocore. Donna Sofia, Assunta D'Angelo. Donna Achille, Ernesto Ferrandino. Suggeritrice, Maria Grazia Buonocore. E in ultimo, ma non l'ultimo, colui che ci ha sopportato negli ultimi mesi e che ha fatto sì che questa commedia riuscisse così, il nostro regista Ernesto Di Liddo. Grazie e buonanotte. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, Ding-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in